Anche il Marchesi ha i suoi casi di positività. Ne abbiamo due, uno addirittura sintomatico che è comunque molto conosciuto da voi ragazzi e che ha dato dimostrazione di essere veramente un cittadino modello. Sappiate che proprio nella giornata del suo 18° compleanno stava per organizzare una festa e per grandissimo senso civico ha fatto un tampone prima e si è accorto di essere un positivo sintomatico. Guardate come è stato in gamba, un esempio veramente grandissimo di civiltà che fa onore alla nostra scuola. Io lo ringrazio e gli auguro davvero di avere trascorso un 18° compleanno fantastico. Ringrazio nel frattempo tutta l'organizzazione e anche il sindaco di Mascalucia, l'ASP, il Dipartimento di Protezione Civile e il nostro responsabile Covid, perché siamo riusciti comunque a dare tempestività a tutte le operazioni. E dico ai ragazzi, alle famiglie, al personale di essere tranquilli, di essere resilienti. La scuola è con voi, date fiducia alla scuola perché sta mettendo in campo tutte le misure per salvaguardare il diritto alla salute e allo studio dei vostri figli. Chiedo anche al personale di stare sereno e approfitto per dare un grosso in bocca al lupo a tutti i miei colleghi e alle mie colleghe e dico loro state anche voi sereni perché riusciremo a vincere anche questa sfida.